Dimmi cosa stai facendo adesso in questo è il terzo anno quest'anno. Terzo anno oramai da 2 mesi. A che punto sei? A che punto sono? Adesso siamo riusciti ad acquisire il tuo archivio, che è appunto salvaguardato qui al Meve, sul server Meve e sul server del Dipartimento DISGEA di Padova. Dici meglio la sigla di DISGEA, Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Antropologici, DISGEA. E siamo riusciti anche a censire alla fine 45 archivi orali, quindi archivi orali che hanno materiale sulla Grande Guerra di tipo sonoro, e interviste, registrazioni etnomusicologiche, quello che appunto riguarda la dimensione sonora. Al momento abbiamo iniziato anche a metadatare l'archivio di Camillo, quindi a descriverlo, a capire come pubblicarlo online su Faidra. Spiega un attimo cos'è Faidra. Cos'è Faidra? Faidra è un repository, quindi possiamo dire un luogo di conservazione e archiviazione di oggetti digitali. Quindi essenzialmente è un servizio che garantisce la conservazione di file che vengono creati dall'Università di Padova e dall'Università di Venezia. Ma è l'acronimo cosa? È praticamente, parafraso dall'inglese, sarebbe sistema di conservazione a lungo termine degli oggetti digitali, ed è gestito dal CAB, c'è il centro d'Ateneo per le biblioteche eccetera di Padova, e anche vede una partecipazione dell'Università di Ca' Foscari Venezia. Quindi abbiamo appunto Faidra come un servizio di riferimento del progetto, appunto perché le due università a cui afferisco lo utilizzano per pubblicare i loro oggetti digitali. Faidra è molto intuitiva anche nella ricerca, è semplice, ma è utilizzabile anche da chi non ha per forza competenze informatiche o non ha molta dimestichezza, e quindi è molto utile. E appunto su Faidra verrà caricato l'archivio di Camillo entro breve, perché ormai tutte le interviste sono descritte. Attualmente sono appunto in Excel, verranno caricate in maniera massiva i file e i metadati appunto su Faidra, e quindi saranno resi disponibili appunto su Faidra online. Lo sono già disponibili per la consultazione qua al Memoriale Veneto della Grande Guerra. E l'aspetto più importante è che adesso che siamo appunto all'inizio del terzo anno arriveranno anche altri archivi ad essere resi consultabili, ce ne saranno altri 3 o 4 che verranno resi consultabili sia su Faidra sia qui al Meve. Ma mi dicevi che avevi anche dovuto interrompere, diciamo, la consultazione di altri ulteriori archivi, sì, che avevi rintracciato e recuperato. Sì, perché essenzialmente il problema è rimasto. Rispetto all'anno scorso sono riuscito a individuare solo 5-6 archivi nuovi, un po' perché era difficile rintracciarne di nuovi, perché tempisticamente non ci riuscivo a girare per l'Italia e a rintracciarli, e anche per questioni, diciamo così, più prettamente legali, ovvero purtroppo è anche difficile acquisire archivi che sono archivi di persona, che sono mantenuti in abitazioni private. Di conseguenza c'è questo problema di salvaguardare il patrimonio. Ovviamente non siamo centinaia a fare questo lavoro in questo momento, quindi alla fine del progetto, fra 2 anni, bisognerà capire come preservare quello che non abbiamo finora digitalizzato. Sappiamo di 46 solo 5-6 archivi, gli altri 40 che fine faranno? La maggior parte sono archivi che rimarranno probabilmente in casa o verranno dispersi, quindi bisognerà capire anche come impostare il lavoro per futuri ricercatori e ricercatrici che lavoreranno su questo tema. Il lavoro che hai fatto tu, allora spiega. Tu adesso... Spiego il lavoro. Noi siamo partiti dalle audiocassette, nel tuo caso, le abbiamo digitalizzate. Una volta che sono state digitalizzate abbiamo ottenuto dei file WAV in buona qualità, 24 bit e 48 Hz, come vuole la pratica scientifica, la letteratura scientifica. Una volta che abbiamo ottenuto i file, ho lavorato sui file
per estrarre le singole interviste che c'erano sui nastri, quindi molte volte sullo stesso nastro ce n'erano 2 o 3, a volte invece un'intervista era su più nastri, se era bella lunga, e quindi ho creato da questi file WAV grezzi dei nastri tanti piccoli file WAV quanti erano le interviste, quindi è stato un lavoro di editing proprio. Sei riuscito a capirli tutti? Fra l'altro che a un certo punto mi dicevi che non riuscivi a trovare Sì, questo sì. e quell'altro. Sì, alla fine ho risolto tutto. Per il momento non ho trovato, adesso dovrei revisionare tutti i dati che ho tirato giù in monitoria, dovremmo essere a posto.